Buongiorno Sicilia, sono le 8, è l'edizione del mercoledì, il ben trovati a tutti voi da Roberta Lunghi. E buongiorno anche da me, torneremo più tardi per commentare i giornali. E cominceremo tra pochissimo, giusto il tempo di lanciare il primo argomento di questa puntata, che è stato trattato ovviamente abbondantemente dai nostri telegiornali, un vero e proprio terremoto, quello di ieri, che ha posto nuovamente al centro il nome di Totò Cuffaro in una inchiesta che riguarda appalti truccati nella sanità. A parlare è stato proprio Totò Cuffaro, che ha detto sono sereno, non ho mai dato soldi a nessuno. Sentiamo. Dalla gara ausiliariato bandita dall'ASP di Siracusa al concorso pubblico a 15 posti a tempo indeterminato per operatore sociosanitario all'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo. Sono queste alcune procedure finite sotto la lente di ingrandimento dei magistrati palermitani, che hanno chiesto l'arresto per corruzione e turbata libertà degli incanti di 18 persone, tra cui l'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro e l'ex ministro Saverio Romano, ora deputato di Noi Moderati. Cuffaro commenta così l'avvio delle indagini da parte della procura palermitana. La procura fa il suo lavoro, scrive tante cose, poi piano piano leggeremo le carte, perché adesso abbiamo letto soltanto le intestazioni, faremo le nostre valutazioni assieme all'avvocato. Per la procura, Cuffaro avrebbe consegnato una tangente a Giovanni Giuseppe Tomasino, direttore generale del consorzio di bonifica. Io non ho mai dato soldi a Tommasino per il semplice motivo che non li ho mai ricevuti, quindi non capisco perché avrei dovuto dargli dei soldi. Questo l'ho letto pure io, mi ha molto meravigliato, ma non ho ricevuto soldi e non li ho mai dati. Questo sono categorico, lo escludo. Un comitato di affari occulto, così lo definisce la procura di Palermo, al cui vertice ci sarebbe stato proprio l'ex presidente della regione Totò Cuffaro. Lui smentisce. Mi pare dalle carte che ci sono, non mi pare che contestino molto di sanità, ecco. E sentiamo Lorena Dolci, sui giornali ovviamente si parla di questa cosa. Non soltanto sui quotidiani regionali, ma addirittura poi lo troveremo anche in prima pagina su Repubblica. Bisogna dire che Cuffaro ci mette la faccia però anche in queste risposte che ha dato. Andiamo a vederlo su Repubblica. La richiesta di arresto per Cuffaro e Romano, c'è un comitato d'affari. Il gruppo di potere, scrive Repubblica, nel mirino dei PM è lo stesso di 20 anni fa. L'ex governatore, l'abbiamo appena sentito, dice: chiarirò tutto, non ho nessuna intenzione di candidarmi. Secondo l'accusa, l'ex presidente avrebbe utilizzato l'influenza guadagnata nel corso della sua lunga carriera politica e messo a disposizione la sua rete di conoscenze per incidere su concorsi, gare d'appalto e procedure amministrative in modo da favorire imprenditori amici, procurare loro vantaggi e al tempo stesso rafforzare il proprio consenso. C'è da dire che per farlo si era contornato dai suoi fedelissimi, gli stessi appunto di 20 anni fa. L'altro big coinvolto è il deputato Saverio Romano, coordinatore nazionale di Noi Moderati. Anche per lui la procura ha chiesto gli arresti domiciliari. E andiamo al pentito Maurizio Avola, il braccio armato fedelissimo inizialmente dei Santa Paola Ercolano, colui il quale si può considerare tra gli esecutori materiali insieme a Ercolano dell'uccisione di Pippo Fava, e a un certo punto è diventato collaboratore di giustizia, ma dal Tribunale di Caltanissetta è arrivata lo stop a quello che è stato un filone d'inchiesta che vedeva la possibilità di alcuni uomini di Cosa Nostra catanese di essere stati pesantemente coinvolti nelle stragi di Palermo. L'inchiesta è stata archiviata, ma sentiamo Emanuela Corsi. C'è una totale falsità del narrato. Così il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta avviata sulle dichiarazioni del pentito Maurizio Avola sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Secondo il magistrato, le accuse del collaboratore di giustizia nei confronti di alcuni esponenti di Cosa Nostra catanese, tra cui Aldo Ercolano, Marcello D'Agata ed Eugenio Galea, non trovano alcun riscontro. Si pone così una pietra tombale sulla pista investigativa che aveva ipotizzato il coinvolgimento di uomini di Cosa Nostra catanese nelle due stragi che costituiscono
costarono la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli agenti delle loro scorte. Avola, che scelse di essere un affiliato della famiglia Santa Paola, da lui venerata come un soldato venera il proprio generale, eseguendo gli ordini senza porsi interrogativi, fu il braccio, assieme ad Ercolano, che uccise Pippo Fava, ma dopo l'arresto decise di collaborare con la giustizia. La richiesta di archiviazione arriva dopo indagini e intercettazioni che non hanno lasciato spazio alla possibilità di avvalorare le dichiarazioni generiche di Avola sulla strage di Capaci, non sufficienti a dimostrare una partecipazione diretta sua o di altri catanesi alla fase preparatoria dell'attentato. Per quanto riguarda la strage di Via D'Amelio, in cui il pentito del clan Santa Paola si era autoaccusato dell'esecuzione materiale assieme ai boss Aldo Ercolano, Giuseppe e Filippo Graviano e Matteo Messina Denaro, il giudice ha rilevato molteplici incongruenze e contraddizioni che rendono il suo racconto non attendibile e privo di riscontri oggettivi. E vediamo sui giornali. Sì, lo vediamo sulla Sicilia, stragi, GIP archivia, mancano i riscontri alle dichiarazioni di Avola, è proprio la parola fine, the end, scrive la Sicilia, anche se non è come qualcuno lo avrebbe immaginato. L'inchiesta sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, aperte dopo le dichiarazioni del killer dei Santa Paola, Maurizio Avola, è archiviata. In pratica non si è riusciti a trovare un solido quadro indiziario, mette nero su bianco il GIP, nemmeno dall'attività di intercettazione lunga a cui è stato sottoposto Avola. Il giudice sottolinea che la ricerca nella verifica del racconto è stata svolta a tutto tondo e tutti i temi di prova che potevano riscontrare in senso positivo o negativo il racconto sono stati oggetto d'analisi. Sulla strage di Via D'Amelio in particolare il GIP evidenzia le molteplici ragioni per cui il racconto di Avola non può considerarsi né riscontrato né attendibile e in alcuni punti anche contraddittorio. Particolarmente evidenti queste contraddizioni proprio nell'attentato di Via D'Amelio, in cui Avola dice di avere partecipato attivamente alla strage. Racconto questo, sempre secondo il GIP, totalmente privo di riscontri rispetto al furto di un furgone bianco Ducato che si apriva da un lato e che si sarebbe dovuto utilizzare come piano B, uccidere il giudice Paolo Borsellino con le armi in pugno nel caso in cui l'autobomba non fosse esplosa, e quindi arriva davvero per la magistratura la parola fine. Cambiamo argomento, c'è stato un rinvio a giudizio per 4 medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Il caso si riferisce alla morte di un ragazzo, Mirko Mattina, giovane arrivato in ospedale con una pancreatite acuta. Rita Cinardi. Avrebbero somministrato farmaci non sufficienti e in ritardo. Questa è la tesi del GUP del Tribunale di Caltanissetta, che ha rinviato a giudizio 4 medici dell'ospedale Sant'Elia per la morte del 26enne nisseno Mirko Mattina. I professionisti sono accusati di omicidio colposo in concorso. Secondo l'accusa, il loro approccio diagnostico e terapeutico nel trattare la pancreatite acuta del paziente sarebbe stato carente e colposamente tardivo, tanto da determinarne la morte. La vicenda risale alla notte del 26 dicembre di 4 anni fa, quando Mirko, accompagnato dal padre Vincenzo, si presentò in ospedale con forti dolori addominali. La prima TAC aveva evidenziato una pancreatite, ma il giovane fu trasferito nell'area del pronto soccorso infettivologico a causa della positività al Covid-19, senza, secondo quanto denunciato dai familiari, ricevere assistenza adeguata. Nelle ore successive le sue condizioni peggiorarono drammaticamente. Mirko, dal pronto soccorso, continuava a chiedere aiuto al padre tramite SMS, una sofferenza costante fino a quando il ragazzo, alle 3 del mattino del 28 dicembre, è deceduto per un arresto cardiocircolatorio. E questo è quanto abbiamo raccontato nei nostri telegiornali. Lorena, un altro riflettore acceso sulla sanità, dove una sentenza è stata davvero del tutto ribaltata, perché tutti gli imputati sono stati prosciolti in appello, una clamorosa svolta. Leggiamo sul quotidiano La Sicilia, tutti assolti. Era andata diversamente in primo grado quando il giudice aveva condannato 2 dottoresse dell'ospedale civico e la stessa azienda ospedaliera ad una serie di condanni. Il caso riguarda appunto questo giovane che si presentò con un
un forte mal di testa, descritto come insopportabile. Fu trattenuto in osservazione per 2 giorni, durante i quali fu sottoposto a vari esami. La TAC risultò negativa, i medici decisero di dimetterlo, ma 2 giorni dopo le dimissioni l'uomo fu colto da un malore improvviso e poi appunto non si riprese più, morì dopo 13 giorni di coma. Per l'accusa i segnali clinici avrebbero dovuto indurre i sanitari a sospettare una patologia più grave. Di diverso avviso i giudici di appello, che hanno dato ragione alle difese sostenendo che la diagnosi iniziale fosse coerente con i sintomi e gli esami eseguiti appunto fino a quel momento. Adesso torniamo a parlare della triste vicenda dello stupro di gruppo di una minorenne alla Villa Bellini di Catania, proprio nel giorno che precedeva i festeggiamenti a Gatini. C'è stata la richiesta di condanna di 9 anni per 3 maggiorenni che hanno fatto parte del branco. Sentiamo. 9 anni di reclusione per i 3 egiziani maggiorenni, 5,5 per il complice che ha permesso agli inquirenti di identificare tutti i componenti del branco. Sono queste le richieste di condanna della PM Anna Trinchillo per lo stupro di gruppo di una ragazzina avvenuto alla Villa Bellini di Catania. I 4 imputati sono accusati anche di violenza privata nei confronti del fidanzatino, che secondo la ricostruzione fu bloccato e costretto a guardare la violenza commessa da 2 egiziani, un maggiorenne e un minorenne, già processati e condannati non in via definitiva in altri filoni dell'inchiesta. La violenza avvenne nei bagni della villa comunale del capoluogo etneo a fine gennaio 2023. La notizia, appresa all'inizio dei festeggiamenti a Gatini, sconvolse la città. Allora è una storia che non finisce ovviamente. Sì, che ha sconvolto la città di Catania, ne abbiamo parlato per tanto tempo, appunto arrivano le richieste, quindi la requisitoria del PM che ha chiesto 9 anni di reclusione per i 3 maggiorenni egiziani che hanno concorso allo stupro di gruppo della minorenne della Villa Bellini. I 4 imputati sono accusati anche di violenza privata nei confronti del fidanzatino che fu, secondo l'accusa, bloccato e picchiato per impedirgli di aiutare la ragazza stuprata da 2 egiziani, un maggiorenne ed un minorenne, che sono stati processati e condannati non ancora definitiva in altri filoni dell'inchiesta. La PM ha sviscerato quanto emerso nel corso del dibattimento, in particolare le dichiarazioni dei 2 ragazzi raccolte con lo strumento dell'incidente probatorio. Il Tribunale ha già programmato le altre udienze per le discussioni. Il 2 dicembre sarà il turno delle parti civili, cioè la famiglia della ragazzina violentata, mentre il fidanzatino si presenterà anche lui con un suo avvocato. Il 3 febbraio sarà invece il turno delle difese. Si vedrà se al termine delle arringhe il collegio si ritirerà in Camera di Consiglio per la sentenza. E allora, Lorena, non ci fermiamo qui, naturalmente sono tantissime notizie sui giornali che riguardano ovviamente la rassegna stampa dell'Isola. A te. Dunque, e allora, naturalmente dominano le prime pagine l'inchiesta che vede coinvolto Cuffaro, l'ex presidente della regione, e altri 17 su appalti relativi alla sanità. Lo troviamo un po' in tutte le prime pagine dei giornali. Partiamo dal Giornale di Sicilia: sanità e affari, terremoto politico, arresti chiesti per Cuffaro, Romano e altri 16. Per i PM c'era un comitato occulto che influenzava nomine e appalti. Troviamo anche sulla prima pagina del tomo di Palermo dedicato appunto di Repubblica: Cuffaro, affari in corso. Il titolo: la richiesta d'arresto per l'ex presidente e Saverio Romano, associazione delinquere alla regione nel mirino dei PM, nomine e appalti in sanità, praticamente con lo stesso gruppo di potere di 20 anni fa. In mezzo c'è stata la detenzione. Andiamo a vedere anche la Sicilia: appalti truccati da Palermo a Siracusa, Cuffaro a capo del comitato d'affari. È un'inchiesta shop, l'ipotesi è di corruzione e turbativa, chiesti domiciliari, quindi gli arresti per l'ex governatore, per l'ex ministro Romano e per altre 16 persone. La sanità al centro di un sistema di lobbying illecito, e poi ci sono naturalmente delle ricadute politiche. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa dicono i magistrati. Dall'ASPA al consorzio di bonifica, la tempesta che travolge gli uffici. L'inchiesta della procura fa traballare le poltrone di alti burocrati e
fa riemergere scandali. Il manager di Siracusa fu tra l'altro bersaglio di interrogazione all'ARS sui disservizi nel territorio. È letteralmente un terremoto politico attraversato il quale la legislatura targata Schifani, così come conosciuta finora, non sarà più la stessa, quindi ci saranno anche ricadute politiche, oltre naturalmente ai risvolti giudiziari, ad essere coinvolti e con ogni probabilità travolti dall'indagine che ha portato alla richiesta di arresto per 18 persone sono decine di uffici regionali. Il rischio è quello di un effetto domino prevalentemente sulla sanità siciliana, ma non solo, che diciamo poi fra l'altro non godeva di buona salute dopo i vari scandali, perché l'onda lunga inevitabilmente comporterà una stretta su tutti gli uffici regionali chiamati a gestire le gare d'appalto. Al centro della bufera ci sono di certo i due più alti burocrati a cui viene contestata l'accusa di permeabilità alle ingerenze, cioè di accettare queste ingerenze. Sono il manager dell'ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone, e il direttore generale del Consorzio di Bonifica di Palermo, Gigi Tomasino. Potrebbero essere i primi a pagare il conto dell'imbarazzo del governatore, che in serata fa filtrare di essere pronto a non fare sconti a nessuno e che anche ai nostri microfoni ha detto di non aver mai preso o dato niente proprio a Tomasino. Le 10 inchieste che scuotono il palazzo, Schifani in silenzio, titola ancora a Repubblica, il presidente per smarcarsi si prepara a silurare i burocrati coinvolti nell'indagine dei ROS dei Carabinieri, un'indagine che arriva quasi a ciel sereno e che naturalmente scuote gli ambienti politici. Opposizione all'attacco, ma non c'è accordo sulla sfiducia al Presidente. Dalla Verdera, mozione contro Schifani, rilancio nel Movimento 5 Stelle, chiedono di sciogliere l'ARS, riunione convulsa al Sala d'Ercole, i deputati di minoranza però disertano, e questo sempre per vedere le ricadute politiche. Ma veniamo adesso alla cronaca con l'omicidio di Capizzi, la morte del sedicenne Giuseppe. Arrivano varie versioni, perché c'è anche quella dell'assassino, la versione di Giacomo. Ecco perché ho sperato al bar. Che cosa racconta Giacomo Frasconà Filaro, il ventenne accusato di aver fatto fuoco uccidendo per errore il sedicenne davanti a un bar a Capizzi? Ha la sua versione dei fatti, che stamattina ribadirà al GIP del Tribunale di Enna, che dovrà decidere sul suo fermo. Insieme a Giacomo i PM hanno fermato anche il padre e un fratello. Il ragazzo di fatto scagionerà il genitore e il fratello e seppellerà ad una sorta di provocazione che avrebbe anticipato la folle sparatoria davanti al bar di Capizzi. E che cosa dice? Che Giacomo sarebbe stato oggetto di una serie di sbeffeggi da parte del ragazzo obiettivo della sparatoria e che sarebbero anche culminati in un pestaggio. Il mio assistito, quindi l'assassino, dice il suo avvocato, porta ancora i segni di quell'aggressione. Inoltre Frasconà Filaro punterà a ridimensionare il ruolo di Antonio e Mario, padre e fratello, dicendo che sarebbe tornato a casa, avrebbe preso la pistola, qualcuno avrebbe avvertito la famiglia, padre e fratello si sarebbero messi alla ricerca per evitare che facesse follie, cose che poi invece ha compiuto. Lui avrebbe detto di essersi calmato e avrebbe chiesto di andare al bar a prendere una birra e poi ci è andato, ma anziché bere la birra avrebbe iniziato a sparare, uccidendo appunto, anziché il rivale, il sedicenne che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. E poi veniamo anche alla cronaca di Catania. Il sicario dei Santa Paola sceglie il silenzio, gli altri 4 indagati hanno fatto invece delle dichiarazioni spontanee al GIP. Parliamo di una banda di rapinatori che hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. In particolare il capo Angelo Mascali, arrestato lunedì mattina dai carabinieri per rapina e detenzione illegale di armi. L'ex pentito e prima ancora sicario freddo e spietato dei Santa Paola, ha affrontato ieri l'interrogatorio, appunto però ha scelto di non rispondere. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud, anche qui troviamo titolo principale: sanità in Sicilia, bufera giudiziaria, chiesti gli arresti domiciliari per 18 indagati, tra cui appunto Saverio Romano e l'ex governatore Cuffaro.
Andiamo poi nella cronaca di Catania, scarti di pista al galoppo sulle strade di Camporotondo. È la corsa clandestina di cui abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, con puro sangue, ritenuti però non idonei alle competizioni ufficiali. E c'è questo filo doppio, scrive La Sicilia, che unisce la malavita messinese alla criminalità organizzata catanese e che passa appunto dalle scommesse clandestine ma anche dalle corse dei cavalli. Le stesse che servono a grandi e piccoli di questo ambiente a mostrare i muscoli e per acquisire consensi negli ambienti più popolari, oltre che naturalmente a mettere da parte fior di bigliettoni perché appunto si tratta di un giro di scommesse illegali. La scenografia è sempre la stessa: Calessi, driver, ovvero fantini, ma ovviamente non montano il cavallo ma guidano il calesso, e col frustino in mano cavalli schiumanti, manco a dirlo, il solito stuolo di moto e scooter di grossa cilindrata con decine di giovani pronti a immortalare tutte le fasi della gara. In questo caso però questa gara è stata interrotta a causa di uno scontro tra cavallo e motorini. Andiamo avanti, c'è questa curiosità che leggiamo sulla Sicilia: a Castellursino occupato è l'affittuario che non paga, e questa è la curiosità, è proprio il comune che lo occupa da ben 33 anni. A fine ottobre Municipio e Demanio hanno firmato il contratto. Si tratta di una concessione gratuita per il museo per i prossimi 19 anni. Castellursino occupato, di fatto dal 92 a oggi il Comune di Catania ha gestito ed è stato dentro al maniero di Piazza Federico di Svevia senza titolo. Una situazione che è stata regolarizzata solo pochi giorni fa con la firma dell'atto di concessione ad uso gratuito per 19 anni dell'Agenzia del Demanio nei confronti di Palazzo degli Elefanti. Una storia piuttosto strana che però appunto ha trovato questa conclusione. Do quest'ultima notizia e poi ti ridò la linea. Partita IVA imposta ai collaboratori, bambini disabili ancora senza aiuto, è l'ennesimo appello che arriva da questo settore. La metà degli assistenti all'autonomia ha rifiutato l'incarico da parte del Comune di Palermo. Gli uffici dicono questo tipo di accordo può essere pagato solo con fatture. Naturalmente c'è grande rabbia nel sindacato. Allora, Lorena prende un attimo fiato prima di dare spazio ovviamente al proseguo della rassegna stampa, ma guardiamo insieme quello che accade in strada a Catania. Siamo sul viale Vincenzo Giuffrida, un nodo come sempre importantissimo della viabilità cittadina, via d'ingresso alla città dall'autostrada, ma anche ovviamente di uscita come sempre. Insomma, c'è un traffico intenso ma non congestionato. Andiamo eccolo qua, l'ex Tondo Gioeni. Adesso insomma oggi ci offrono un'immagine un pochino più ravvicinata, esattamente. Vediamo che c'è il sole, c'è ovviamente qui il solito problema di traffico intenso, dico sempre una sorta di tappo di automobili proprio in questo punto. Andiamo adesso a vedere l'Etna, che vediamo parzialmente, non vediamo la cima per le nubi che ovviamente sovrastano il vulcano, ma avremo anche un'altra prospettiva come sempre che di solito è molto più generosa. No? Evidentemente da questo versante riusciamo a vedere meglio il vulcano, soprattutto quando alcune condizioni meteo ce lo impediscono. Mari poco mossi, possiamo anche Mari dire poco questo. mossi, esattamente, proprio così. Non sono cartoline, giuro, sono assolutamente immagini in tempo reale, e in tempo reale vi dico che ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo con la rassegna stampa nazionale. Ed eccoci tornati in studio, buongiorno Sicilia, c'è la seconda parte della rassegna stampa, dunque a te Lorena. Grazie Roberta, seconda parte dedicata al commento dei giornali nazionali, dedicati a tante notizie. C'è la strage in Nepal in cui sono morti anche degli alpinisti italiani, e poi tante vicende di cronaca in Italia, dal crollo della
Torre dei Conti al seguito dell'accoltellamento di Milano, poi c'è la morte di Forattini e troviamo anche ovviamente la vicenda di Cuffaro. Ma partiamo dal Corriere della Sera, appunto Milano, la confessione shock, parliamo dell'uomo che ha accoltellato una donna. Quest'uomo era libero dal 2024 perché è considerato non più pericoloso. Piantedosi: sui casi di disagio serve una terza via. Che cosa ha confessato l'accoltellatore? Quella donna mai vista, lui in realtà voleva colpire il potere economico. E poi qua la strage degli alpinisti, vedete, in Nepal, tra cui ci sono anche 4 italiani, il ciclone, la valanga, morti appunto 4 italiani. Andiamo a vedere le altre prime pagine. Repubblica, taglio alto, la strage degli alpinisti italiani con le loro storie, ma in prima pagina riporta anche la notizia di cui vi abbiamo dato già conto, le tangenti di Cuffaro. Chiesto l'arresto per l'ex presidente della regione e per il deputato Saverio Romano. L'accusa della procura di Palermo è che si fosse a capo di un'associazione a delinquere per gli appalti. Andiamo a vedere ancora un'altra prima pagina. Sulla Stampa c'è invece la notizia della torre crollata a Roma, l'inchiesta sul crollo, la relazione arrivata a maggio in comune, l'ex sovrintendente, il degrado era già cominciato nel 2012, il sì ai lavori, quindi era stata data l'autorizzazione nel mirino dei magistrati. E poi c'è appunto la strage di alpinisti italiani e poi questa foto di Forattini che è morto. Il titolo, la satira va in paradiso. E poi approfondiremo più avanti Michele Di Spalla, l'ingegnere insospettabile è diventato assassino per i figli contesi. Partiamo appunto dalla strage in Nepal, travolti sull'Himalaya muoiono 5 alpinisti italiani, soccorsi giunti in ritardo, ritrovati i corpi di 4 scalatori in 2 diverse spedizioni. Non si trova ancora la quinta salma, si teme ci sia stato un rispetto parziale dell'allerta meteo che aveva indotto altri scalatori invece a fare marcia indietro. Paolo e Marco, Abruzzo in lutto, erano quasi arrivati in meta a pochi chilometri da quello che era il coronamento del loro sogno. Un unico ciclone, 2 distinte tragedie, una bufera di neve che ha imperversato sull'Himalaya per un'intera settimana e ha causato la morte di 9 alpinisti, di cui 5 italiani in 2 diverse località. Nel primo incidente sono morti Alessandro Caputo, maestro di sci Stefano Farronato. Il terzo membro della spedizione si è salvato perché un dolore al piede lo ha spinto a rientrare in anticipo al campo base, ma c'era anche lui ieri mattina con i soccorritori che, muniti di aste e pale, hanno estratto i corpi di Caputo e Farronato sotto 3 metri di neve. Si trovano ancora dentro la tenda, raggomitolati nei sacchi a pelo, alla ricerca disperata di un po' di tepore. E qua la storia di un miracolato: sono rimasti al campo perché troppo stanchi, io vivo per miracolo. E quindi a volte queste decisioni che salvano la vita, il sopravvissuto però dice non erano sprovveduti e quindi hanno valutato bene i rischi e i pericoli di proseguire o meno. Veniamo poi alla notizia appunto di cui abbiamo già letto il titolo, la donna coltellata a casa. Ecco qua il frame che ritrae l'assassino mentre con questa borsa in cui presumibilmente c'è un coltello cammina in una passerella di questo centro. Sono alcune ferme immagini delle telecamere di sorveglianza di piazza Gae Aulenti che mostrano appunto Vincenzo Lanni mentre si dirige verso le torri e poi cammina con zaino e borsa. Poi ha coltellato una donna alla schiena mentre andava al lavoro, ha detto non la conoscevo, volevo colpire il potere. Andiamo avanti con le notizie perché naturalmente dietro questo accoltellamento si è innescata tutta una polemica. L'uomo aveva già compiuto in precedenza un gesto simile, ma l'ultimo verdetto diceva che non era più pericoloso. Poi la lite in comunità, il no allo psichiatra, era stato allontanato da questa comunità e in pratica si è voluto vendicare. Abbiamo fatto il possibile, dicono gli operatori della comunità, tutti possono dire così
ognuno cerca appunto di scolparsi. Torniamo al rischio crollo di questa torre al centro di Roma, parliamo dei Fori Romani. Nessun rischio crollo, dice La Stampa, così il Comune autorizzò l'intervento sulla torre, ora si indaga sugli appalti, appunto sulle colpe. Nel mirino il via libera ai lavori, la procura procede per omicidio colposo, il cantiere è sotto sequestro, si valuta anche l'ipotesi dell'abbattimento. E poi ci sono il racconto delle ultime ore di questo operaio rumeno rimasto 17 ore sotto le macerie. I soccorritori gli dicevano: ti tiro fuori, c'è tua moglie che ti aspetta, ma lui si stava spegnendo. Eccolo qui, ha sempre risposto, era sempre vigile, ma sentiva dolori fortissimi e ripeteva di non farcela più. Siamo stati a un passo dal liberarlo dopo il primo crollo, poi è arrivato il secondo e lo abbiamo perso. Ho lottato per salvarlo, racconta questo vigile del fuoco, ma non è bastato. Mi resta dentro la sua voce, con lui ho parlato fino alla fine. Questo operaio che è stato estratto ancora vivo dalle macerie, ma è morto pochi secondi dopo. E poi vi voglio leggere dalla prima pagina del Corriere della Sera il caffè di Massimo Gramellini, perché Massimo Gramellini in questa nota parla della mamma di quel ragazzo che è stato bullizzato, ma bullizzato non rende il termine, perché è stato seviziato, umiliato, beffato da una baby gang. La mamma si è rivolta a questi aguzzini e li ha esortati alla calma. L'odio e la violenza non portano a nulla, chiamano solo altra violenza. A questa madre mite e quasi mitica, scrive Massimo Gramellini, che mi ha cambiato in meglio l'umore della giornata, vorrei dire che le sue parole sono meravigliosamente fuori dal coro. Lo spirito del tempio soffia infatti in direzione opposta e cita ad esempio Trump che sibila: io odio i miei nemici, e conclude dicendo: non voglio complicare l'esistenza a questa mamma che dovrà gestire il dolore enorme inflitto al figlio, e dice: se dipendesse da me gli affiderei i negoziati di pace in Palestina. E qui troviamo appunto la storia, gli amici del quindicenne che ha denunciato i bulli, pronti a vendicarlo. La madre però gli dice: fermatevi. E poi c'è il caso Ranucci è andato in antimafia, una domanda di Scarpinato su Fazzolari, il sottosegretario, e lui chiede che la seduta sia secretata. Il sottosegretario appunto Fazzolari dice: dall'ex PM Scarpinato insinuazioni deliranti, continua questo caso. E poi un'altra vicenda di cronaca, l'omicidio di Collegno, arrestato il killer e il compagno della ex, è un insospettabile, scrivono. La vittima era in lite con la donna per l'affidamento dei 3 figli. L'altro lo ha aspettato sotto casa incappucciato e lo ha ucciso con 20 fendenti. E lo descrivono come una persona, effettivamente lo sembra, dall'aria pulita, onesto, diciamo, ma appunto l'apparenza a volte inganna. E poi vediamo qui, facciamo un passo indietro, torniamo agli esteri perché ieri si è votato a New York per eleggere il sindaco. Ovviamente sui giornali non c'è l'esito che è arrivato in nottata, la sfida di Mamdani, questo candidato che invece ha vinto, è il nuovo sindaco di New York, un'anomalia perché lui è figlio di immigrati indiani, è musulmano e oltretutto è giovanissimo, appena 34 anni, e poi soprattutto è socialista, simbolo della sinistra vicino alla working class, con Trump che aveva invitato tutti e soprattutto diciamo la comunità ebraica che è molto folta a New York a non votarlo. Invece lui contro tutti i pronostici ce l'ha fatta. Siamo agli ultimi minuti. L'ingegnere insospettato l'abbiamo già letto. Ecco, vi leggo da Repubblica, che appunto l'ha messo in prima pagina, questo ritratto di Totò Cuffaro, il Joker del potere, sanità, poltrone e cannoli, quando la politica diventa baratto. Dopo la condanna per mafia e il carcere è tornato più potente di prima, le ostentate missioni di solidarietà in Burundi, insomma un ritratto tutto tondo, perché ricordiamo Cuffaro, oltre ad essere diventato paladino dei detenuti,
minuti e andava anche appunto in Burundi a fare delle missioni di solidarietà. Ci fermiamo qui, a te Roberta. Sì, ci fermiamo davvero, c'è una pausa e poi inizieremo con i nostri ospiti, ci occuperemo subito della situazione dei medici, di medicina generale, medici di famiglia. A tra poco. Siamo tornati in studio dopo l'ampia pagina dedicata alla rassegna stampa. Oggi iniziamo con un ospite graditissimo, peraltro è un volto molto noto. Quando parliamo di medici di famiglia spesso chiamiamo lui perché insomma la sua esperienza è ovviamente proverbiale. Il dottore Domenico Grimaldi, che saluto, segretario generale provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Questa medicina generale, no, che diciamo in qualche modo viene per certi versi bistrattata da alcuni, come dire, da alcuni importi, per esempio per la specializzazione, che viene in qualche modo non considerata quando si tratta di dare vita ai bandi, ci si accorge che non sono in tanti ad essere presenti. In realtà poi siamo noi stessi a dire quanto è importante avere il proprio medico di famiglia. È così, è un po' una discrepanza strana. Esattamente, è così. Voglio dire brevissimamente che il mondo ci invidia l'assetto territoriale della nostra nazione. Cioè noi siamo una grande nazione e siamo stati sempre all'avanguardia dal punto di vista sanitario proprio perché abbiamo avuto un territorio dei medici di cure primarie che hanno preso in carico la stragrande maggioranza dei bisogni sanitari e a volte sociali della popolazione. Ecco perché siamo forti, non perché abbiamo specialisti bravissimi soltanto, ma perché abbiamo un territorio che ha fatto il 90-95% delle attività sanitarie. Senta, però i numeri sono oggettivamente preoccupanti, no? Io leggo che sul territorio nazionale sono scomparsi in 10 anni 7.000 medici di famiglia e leggo anche che in molte regioni, in particolare regioni del nord Italia, nei bandi per diventare medico di famiglia non si presentano tanti quanti sarebbero i posti disponibili. Perché? Questo è vero, però bisogna dire che la Sicilia per la prima volta fa eccezione in senso positivo, sì. Nel senso che noi in Sicilia abbiamo programmato un ricambio generazionale e di professionisti che ovviamente è risultato alla luce dei fatti concretamente migliore di quello delle altre regioni italiane. Forse noi abbiamo dato un occhio più di riguardo alla medicina di famiglia e quindi abbiamo creato le condizioni perché in Sicilia, a differenza che nel resto della nazione, il rapporto ottimale è ben mantenuto e quindi, fatto salvo alcune eccezioni che sono sempre possibili, ma mi riferisco a zone particolari, montane, difficilmente raggiungibili, sì. Eccetera, noi nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo assolutamente una copertura piena del territorio regionale con la medicina generale. Comunque, Sicilia a parte, diciamo così, perché nella classifica delle regioni è proprio in fondo in senso positivo, ma certamente la pressione sui medici di medicina generale resta forte perché comunque il 25% circa dei medici di medicina generale in Sicilia comunque è massimalista, no? Anzi, forse qualcuno riesce ad andare anche oltre e l'essere massimalista significa avere 1500 assistiti. Sono tantissimi, non è proprio vita facile, no, per i massimalisti. Io concordo perché in relazione alle attività che teoricamente dovrebbe svolgere il medico, oggi si chiama di cure primarie, io mi perdonerete, lo chiamo medico di famiglia ancora. No, ma noi la perdoniamo, guardi, è l'accezione è quella che amo di più, è quella che amo di più. Vabbè, e diciamo ci sarebbero tantissime altre cose da poter fare, scritte sulla carta, lo Stato non ci ha messo nelle condizioni di poterle esercitare. Lo dico genericamente, non mi riferisco a un governo più o meno recente, ma mi riferisco a un'attività che risale alla riforma sanitaria e che però
dichiarando delle cose non ha consentito ai medici di poterle realizzare, perché ci sono alcune cose difficili, quali la prevenzione e la promozione della salute nei territori, che sono compiti anche importanti e prioritari dei medici di famiglia. Non li abbiamo potuti esercitare perché le modalità di lavoro ci hanno sommerso di burocrazie, di questioni che non ci hanno consentito di raggiungere l'obiettivo principale, cioè quello di stare accanto a un soggetto che pur sano deve continuare a restare sano, certo. Quindi aiutarlo da questo punto di vista. Ne siamo riusciti a prevenire quelle malattie che, anticipate nella loro diagnosi, avrebbero determinato una maggiore qualità della vita e non solo quantità della vita, perché l'allungamento della vita c'è stata, però per Bacco il famoso allungamento di gente sana della vita non l'abbiamo ancora raggiunto. Speriamo di poter fare un invecchiamento attivo, così si chiama oggi. Non riusciamo a farlo perché occorre l'organizzazione. Questo è il momento in cui i medici, piuttosto che criticare la riforma del decreto ministeriale che fa gli standard del territorio, dovrebbero tutti credere che è il momento di riportare in primo piano la medicina generale, perché solo lavorando insieme e non da soli, cambiando il metodo dall'attesa del malato all'iniziativa nei confronti del malato che non viene allo studio, ma lo richiamo per vedere se ha condizioni che devono essere meglio approfondite. Il nuovo cambiamento, la cultura che cambia, la dobbiamo sostenere tutti. Non ci può essere qualcuno che dichiara, pur avendo, come dire, il ruolo, seppur limitato, marginale per fortuna a livello nazionale, che dichiara la nuova riforma è la perdita dell'autonomia del medico. Il medico perde l'autonomia quando decide di rinunciare alla sua professionalità. Senta, però tutte queste cose che lei ha detto, no? Anche il desiderio da parte del medico di famiglia di tenere un filo, no? Con il paziente, fare la telefonata, dovresti anche avere il tempo di farlo, voglio dire, certo. no? Quindi nell'ottica di una riorganizzazione bisognerebbe tenere conto del fatto che i medici hanno 24 ore come tutti gli altri, e che 1500 appunto pazienti non possono ricevere le medesime attenzioni da un'unica persona. Quindi bisognerebbe forse dare maggiore impulso, chiamiamolo impulso, alla medicina generale anche da quel punto di vista. Parliamo anche economicamente. È il motivo per cui il cambiamento organizzativo è fondamentale, perché avere oggi una legge dello Stato ripresa dalla Sicilia e pubblicata in Gazzetta Ufficiale a giugno del 2025, quindi parliamo di poco tempo fa, avere ripreso l'organizzazione per poter fare tutto quello che lei ha detto significa mettere insieme i medici non solo nell'ambito territoriale, ma nell'ambito dell'aggregazione funzionale territoriale. Significa che l'innovazione, se innovazione si può dire, lo prevedeva una legge Balduzzi del 2012, siamo nel 2025. Oggi finalmente abbiamo un decreto regionale pubblicato in Gazzetta che dice: lavorate insieme in organizzazione funzionale, quindi ciascuno nel proprio studio è vicino al cittadino, ma con una piattaforma informatica che mette 20-30 medici insieme per assistere 30.000 cittadini al massimo, quindi avere la possibilità ciascuno di aiutare l'altro e quindi ciascuno di avere il tempo per realizzare quelle cose di cui lei ha parlato. Meno burocrazia, stare tutti insieme, aiutarsi, crescere sul piano professionale e creare le condizioni perché il cittadino sia veramente centrale, non teoricamente, ma praticamente. Allora basta, smettiamolo. È l'unico modo di salvare la sanità nel territorio italiano. Senta, ma che possibilità ci sono che come dire, il bel progetto di cui lei sta parlando, che devo dire sposa, coniuga ovviamente la professionalità e anche l'essere al passo con i tempi, no? Che possibilità ci sono che si realizzi davvero? Guardi, noi siamo obbligati, finalmente con piacere obbligati, perché il PNRR, come lei sa, con la missione Salute 6, ha dato una caterva di milioni di euro all'Italia per poter realizzare questa cosa. È ovvio che, essendo l'obiettivo quello, l'Italia avrebbe grossi guai a non raggiungerlo. Allora ecco che
stanno tutti addosso a questa questione, l'Europa certamente non regala i suoi soldi e chiaramente farebbe un intervento molto grave nei confronti della nostra nazione. Noi le posso dire che siamo in grado di realizzare, e i medici di famiglia, al di là di quello che dicono alcune marginali ma interessanti, seppur opinabili opinioni, noi medici di famiglia crediamo in questo cambiamento. La nostra associazione, che poi è la più grande associazione italiana, è in grado da sola di dire ai medici: andate dentro le case di comunità, andate a lavorare insieme nelle organizzazioni territoriali, perché questo è il modo per riprendervi la professione. Eh sì, insomma, poi le case di comunità, ci sono tutta una serie di organismi, no? Satellite, possiamo dire, che servirebbero a completare questo puzzle importantissimo per la collettività. Senta, però c'è anche un fatto, no? Abbiamo iniziato parlando anche dei bandi e dei posti che restano vuoti. C'è meno appeal anche, diciamolo, perché poi la vita è anche questo, perché anche le scuole hanno trattamento diverso, 900 euro agli specializzandi di medicina generale, 1.500-1.600 tutte le altre. Però questa cosa ha un valore, un senso deve averlo. Qual è? Il senso è quello di considerare la medicina generale, come dire, marginale sul piano intellettuale rispetto alla specialistica. Io devo dire, da vecchio medico, che al di là di ogni cosa il medico è uomo, la medicina ancora per me è arte, quindi si interpreta in base a quella che è la voglia, la volontà di essere professionista con le competenze idonee per poter fare il lavoro. Quindi io non faccio differenze fra specialista e medico di famiglia, anzi quando ero più giovane ero più cattivo, perché pensavo che il medico di famiglia in verità fosse un passettino più avanti, più in alto rispetto allo specialista che si occupa dell'organo. Oggi è il momento di stare tutti insieme. Il guaio dell'Italia è stata la separazione del territorio dall'ambiente ospedaliero. Questo ha portato all'ospedale, che è diventato il centro delle attenzioni, per vari motivi non è la sede per poterli dire. No, anche perché abbiamo finito il tempo. L'abbiamo finito. Ha determinato una grave frattura nella sinergia e nella condivisione. Io oggi devo dire che Catania, rispetto a tutta la Sicilia e a molte regioni italiane, io ho un ruolo nazionale di direttore della formazione dei medici italiani, devo dirle che è molto più avanti rispetto a tante realtà che sembrano all'avanguardia. Esempio, il San Luigi di Catania, che fa parte dell'ASP di Catania, grazie alla lungimiranza del direttore generale che ci ha dato lo spazio, oggi è la vera prima casa di comunità esistente in Sicilia. Io invito ad andare al San Luigi per verificare la presenza dei medici di famiglia dentro il San Luigi, che accompagnano i loro pazienti nei percorsi più difficili delle malattie croniche. Quindi grazie al direttore generale che ci consente di realizzare qualcosa che evidentemente, lo dico qua insieme a lei, è realizzabile se l'abbiamo fatto. Grazie dottore, grazie il suo impeto fa di lei sicuramente grazie anche un grande comunicatore, di queste cose parlarne fa sempre bene. Grazie, ci fermiamo per andare a guardare il meteo, come sarà il tempo in Sicilia, torniamo. Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Mercoledì una bella giornata di sole su tutta l'Italia grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico. Solo un po' di variabilità residua al sud, specie sul versante ionico. Dunque anche in Sicilia tornano condizioni stabili, asciutte ovunque. Qualche nuvola sparsa sarà ancora presente sui settori ionici, ma anche a tratti sul messinese, con venti ormai deboli, salvo qualche rinforzo da nord sullo Ionio, dove il mare sarà ancora mosso. Temperature stazionarie molto piacevoli durante il giorno, intorno ai 20-22 gradi sulle principali città. Giovedì avremo ancora una giornata inizialmente stabile e soleggiata, però verso la sera cominciano ad arrivare correnti più umide da ovest, porteranno degli annuvolamenti più frequenti sul trapanese e sui settori occidentali, con anche qualche goccia di pioggia entro fine giornata. Le temperature si mantengono stazionarie con valori diurni sempre intorno ai 20-22 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Siamo tornati in studio e adesso una tematica che purtroppo, diciamolo, siamo costretti a trattare. Lo facciamo perché parlare di quelli che sono, come dire, in qualche modo le problematiche psicologiche che possono portare alla violenza dei giovani, spesso, quasi sempre nei confronti di altri giovani, è sempre molto importante. Non raccontare solo i fatti, ma cercare di
andare dentro alla questione. Per questo motivo è con me la dottoressa Elisabetta Sagone, professoressa docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università di Catania. Ben trovata. Grazie. Quanti eventi, quante storie, quanti brutti fatti di cronaca stiamo raccontando in questi giorni. Le sevizie del ragazzino di Halloween, la morte del giovanissimo di Capizzi per uno scambio di persona, indubbiamente un segnale allarmante. La violenza e l'uso delle armi come fosse normale. Professoressa. Sì, è un problema che sempre di più si sta diffondendo, Sì. A macchia d'olio non ci sono più luoghi preferenziali, ma ormai troviamo queste dinamiche, questi brutti fatti che appunto colpiscono giovani, ma anche giovanissimi in tutte le parti del mondo, quindi sì. non possiamo più nasconderci dietro l'incidenza di un contesto piuttosto che un altro, ma ormai è un fenomeno molto ampio che appunto interessa tutte le situazioni familiari, da quelle meno sospettabili a quelle in cui si vive con maggiore disagio e, come diceva giustamente lei, c'è un disagio psicologico dilagante, sempre più presente, che sta quasi per sfuggirci di mano. Ecco perché oggi anche gli psicologi, gli educatori, pedagogisti, tutte le figure che ruotano intorno a questo ambito devono ancora di più alzare la soglia dell'asticella dell'attenzione su questo fenomeno della violenza. È un fatto trasversale, mettiamola così, difficilmente catalogabile per condizioni sociali, condizioni culturali, o c'è una variabile come appunto la cultura nella quale si vive che può influenzare la normalità all'uso della violenza, professoressa? È una condizione che interessa diverse realtà. Perché ormai diverse realtà hanno un denominatore comune, come ad esempio la scarsa attenzione al mondo dei nostri adolescenti. È ovvio che nei contesti più disagiati, nei contesti dove la fragilità o la vulnerabilità è maggiore, questi fatti possono accadere con una frequenza altrettanto maggiore, ma è anche vero che spesso nei contesti che noi diciamo i più insospettabili, no? Le brave famiglie, le famiglie quelle che sembrano essere le famiglie virtuose, richiedono però un'attenzione particolare, perché lì dove il problema non si vede è più latente e rischia talvolta di scoppiare ed emergere in maniera altrettanto significativa. È come se dalle famiglie più disagiate noi ce lo aspettassimo, che il disagio possa provocare e avere degli effetti negativi sui nostri giovani. Non così ci aspettiamo in quelle famiglie che sembrano essere più regolari, più equilibrate, più sane. Forse anche con maggiore potere, tra virgolette, economico. Anche quello invece potrebbe essere in una fase della vita come l'adolescenza, in cui oggettivamente si può diventare, come dire, A o si può diventare B. È una fase della vita, penso, di grande scelta, no? Del proprio percorso. Anche il potere economico forse potrebbe essere il negativo, no? La possibilità di acquistare qualsiasi cosa e la percezione di onnipotenza. Ci potremmo ritrovare di fronte anche all'utilizzo della violenza in famiglie che non se l'aspettano proprio. Sì, perché certe volte la possibilità paradossalmente diventa un limite. Esatto. È il nostro ostacolo maggiore e che non riusciamo poi a declinare in maniera adeguata, perché è l'uso degli strumenti che abbiamo, strumenti psicologici, emotivi, sociali, che può fare la differenza. Oggi purtroppo registriamo un elevato disimpegno morale nei nostri giovani. Siamo, come a me piace dire, ormai anestetizzati emotivamente. La disregolazione emotiva sta prendendo piede in maniera esponenziale e abbiamo proprio difficoltà anche a contenerla o a trovare le cause scatenanti, perché poi spesso anche noi psicologi lavoriamo sulle cause che possono aver prodotto effetti negativi sui nostri giovani e sui loro comportamenti. E non è una cosa facile, cioè andare a trovare la singola causa, che non è mai singola causa, ma
l'insieme delle concause che hanno determinato, fatto scatenare la violenza sul singolo o la violenza di gruppo, perché poi sono ovviamente due modalità differenti, certo, no? Di manifestare comunque l'aggressività o il disagio. Lì dobbiamo veramente riflettere e guardare, mi consenta di dirlo, con gli occhi degli adolescenti, perché forse fino adesso abbiamo guardato con gli occhi degli adulti al mondo adolescente. Dovremmo provare a capire se riusciamo a guardare al mondo degli adolescenti tramite la visione d'insieme che proviene dal mondo degli adolescenti. E questo è un passaggio che probabilmente dovremmo rinforzare anche proprio per gli interventi educativi o psicologici che è necessario che gli adulti facciano nei loro confronti. Allora, spesso poi ci ritroviamo a guardare, come dice lei, al mondo degli adolescenti e partendo da quella prospettiva, provando a immergerci nel mondo social. Additatissimo da questo punto di vista come modello, ma anche come bacino nel quale vanno a inserirsi le loro considerazioni, e anche spesso purtroppo l'esaltazione di alcuni fatti gravi e di violenza invece che la condanna. È quello il loro mondo, professoressa? Sicuramente è un altro dei mondi possibili e non è un mondo che dobbiamo necessariamente demonizzare, perché spesso il mondo social, appunto definito social, consente a chi ha difficoltà relazionali di poter trovare un bacino di utenza, certo, che dovrebbe essere sano, no? Quando questa salute, questo benessere viene meno, diventa invece un elemento controproducente per la vita interiore anche dello stesso adolescente. Quindi io non demonizzerei perché spesso ci si tende a schierare, o da un lato o dall'altro. Dicevo che per noi è facile spesso dire il mondo social sono questi, diciamo, i loro canali, ed è lì che trovano l'esaltazione del loro agire spregiudicato e violento. Il problema è che fondamentalmente noi, lei ha usato prima una parola, sono anestetizzati, ci stiamo tutti forse, ed è gravissimo, un po' anestetizzando rispetto a fatti di violenza così, rispetto al fatto che un ragazzo che va sulla bici per caso cade e gli esce una pistola dalla tasca. Voglio dire, stiamo parlando di 18enni, 19enni, quindi l'argine da dove deve arrivare? Deve arrivare dalla scuola, e poi c'è l'abbandono scolastico, tanto, dalle istituzioni, dalla famiglia, forse la stessa famiglia che a volte non si accorge nemmeno. È durissima. Ecco, la famiglia ha un ruolo importante, sicuramente non possiamo delegare tutto alla famiglia o tutto alla scuola, ma ad una ovvia e quanto mai scontata sinergia tra le due agenzie educative, che in realtà negli ultimi anni io noto essersi disgregata, quasi come se il contatto che prima probabilmente era più significativo, più reale, più concreto, si stesse lasciando andare. Glielo dico perché quando io vado nelle scuole vedo tanti insegnanti ancora attenti a queste problematiche e vedo pochi genitori, nonostante vengano invitati, nonostante si lavori anche per loro, per una formazione rivolta ai genitori. Certo. Purtroppo la presenza genitoriale in un contesto che accoglie quotidianamente i loro figli è sempre meno presente, e questo è un allarme che secondo me deve richiedere un'attenzione maggiore non solo della scuola ma anche proprio dalle famiglie stesse. Quindi stiamo attenti, sì. Quindi leggiamo, informiamoci, cogliamo i segnali, anche quelli che sul momento ci sembrano no vabbè ragazzo, attenzione, noi genitori dobbiamo essere fondamentalmente molto attenti. Lei come dire, insegna a giovani che hanno un po' superato la soglia dell'adolescenza o che la stanno superando, cambia tanto, è come un altro mondo, è così? Sì, perché
compare una sorta di ricentratura, no? Sì. Poi giovani che frequentano l'università e che vogliono credere anche nel loro futuro, no? Vogliono investire e quindi è come se tornasse quel senso di responsabilità che ha temporaneamente trovato un vacuum. E soprattutto io esorto tutti a cominciare dalla preadolescenza e dall'età infantile, esatto. Perché quando arriviamo già di fronte a adolescenti che stanno male, ci troviamo di fronte a esseri umani che soffrono. Allora dovremmo lavorare prima con loro, aumentare tantissimo la sensibilizzazione. Benissimo, allora abbiamo finito questo spazio, la ringrazio tanto perché Grazie a voi. Quando parliamo di questo è sempre un piccolo step, che è un piccolo tassello del puzzle che aggiungiamo nell'opera di sensibilizzazione su questa tematica così importante. Noi ci fermiamo per un attimo e poi andiamo a collegarci con un giornalista meraviglioso, un uomo di grande sapienza ma di grande eleganza che è Marco Varvello, per cui tutti fermi lì, tutti fermi lì, torniamo. Siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia. Se in Italia siamo tanto innamorati, lo siamo anche ovviamente in Sicilia, delle vicende che riguardano i reali inglesi, di certo lo dobbiamo anche al modo di raccontare la vita dei reali e ovviamente tutte le iniziative che riguardano quel regno, il racconto fatto da personaggi e da giornalisti come Marco Varvello, che è in collegamento con noi in questo momento da Londra. Buongiorno Marco, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito e grazie delle belle parole. Ma non sono, guarda, ci diamo del tu, collega, facciamo così? Certo, allora, sono naturali, no? Perché è vero che noi ci siamo innamorati delle storie, dei reali, ma lo abbiamo fatto grazie a questo racconto, no? A questo racconto tra l'altro preciso, puntuale, che tu hai saputo rendere in questa carriera meravigliosa da corrispondente estero, da scrittore. Insomma, grazie, perché indubbiamente grazie a te tanta chiarezza si è fatta. Adesso emerge forse l'esigenza di capire che cosa sta accadendo dopo la decisione comunicata da Re Carlo III di revocare quelle che sono le onorificenze al fratello Andrea. Che cosa significa questo in termini istituzionali, Marco? Beh, che il figlio cadetto della regina Elisabetta e del principe Filippo, il fratello minore dell'attuale re Carlo III, cioè appunto il principe Andrea, tra l'altro è diviso dal fratello maggiore da parecchi anni di distanza anagrafica, è tornato privato cittadino. Si chiama e si deve chiamare Andrea Windsor Mountbatten, che sono i nomi della casata. Tra l'altro la combinazione Mountbatten-Windsor è stata alla fine decisa soltanto negli anni 60, pensate un po', e il nome Windsor in realtà, dato che la discendenza della casata attualmente sul trono d'Inghilterra era molto tedesca, il nome Windsor fu scelto durante la prima guerra mondiale per ovvi motivi, per non ricordare troppo quelle ascendenze tedesche a un popolo che stava combattendo appunto nella prima guerra mondiale. Quindi torna a privato cittadino, o meglio diventa privato cittadino perché non lo è mai stato, per nascita era principe, e questo da una parte lo sappiamo è legato alle conseguenze dello scandalo veramente bruttissimo della sua amicizia con il pedofilo americano, il finanziere Jeffrey Epstein, un'amicizia prolungata non soltanto con i festini a cui partecipava anche Principe Andrea con minorenni, e poi se vuoi raccontiamo meglio perché sono storie veramente sì. brutte e squallide, ecco il termine che stavo cercando, e poi soprattutto perché lui non ha mai ammesso nulla e è una vicenda che va avanti da un quarto di secolo, perché gli episodi incriminati sono della fine degli anni 90, a cavallo del nuovo millennio. Ancora adesso il caro Andrea Windsor Mountbatten non ha mai ammesso nulla delle sue colpe, ma la situazione nel frattempo è precipitata fino a questo punto.
Ecco, i motivi li hai detti ovviamente, no? Anche se mi hai detto magari riusciamo ad entrare un attimo più nello specifico di fatti così brutti. Leggo ovviamente dalle tue parole che questa azione rara, immagino, no? Del re, rarissima del re, sia stata un'azione importante che tu condividi pienamente. Perché è arrivata in questo momento però? Ma allora, da una parte non credo di condividerla io personalmente, certo che la condivido, ma diciamo che è stata una decisione a furor di popolo, nel senso che la figura e la posizione di Andrea rispetto a questa vicenda, non solo rispetto al fatto che ha sempre campato senza fare nulla, con una fantastica dimora, questa Royal Lodge con 30 stanze all'interno del perimetro del castello di Windsor, su cui praticamente non ha mai pagato l'affitto, piuttosto che i tanti soldi che ha preso facendo il lobbista anche grazie al suo nome, anche con personaggi molto molto discussi, anche pericolosi per la sicurezza nazionale, come un imprenditore cinese di cui si è scoperto appunto che lui era diventato molto amico perché lo finanziava sostanzialmente. Quindi la sua posizione è diventata insostenibile nel corso degli anni e soprattutto è precipitata, per quello che stavo dicendo. Perché adesso? Perché è una vicenda che si trascina da appunto un quarto di secolo e ci sono state anche strascichi giudiziari. Ecco, abbiamo un momento di stop nel nostro collegamento con Marco Varvello, che è collegato da Londra. Stiamo per l'appunto parlando della situazione che ha portato il principe Carlo III alla revoca di tutte le onorificenze e di tutti i titoli che riguardano appunto il fratello Andrea, proprio a seguito di uno scandalo che si trascina, come stava spiegando Varvello, ormai praticamente da decenni. Io chiedo alla mia regia di capire un attimo se riusciamo a ricollegarci con Varvello. Non riusciamo al momento a ricollegarci con Varvello. Allora, se possiamo, anticipiamo, regia, lo stacco che riguarda il nostro oroscopo di oggi, e poi magari ci colleghiamo direttamente con il nostro Marco Amato. Che dite, regia? Facciamo tutto così? Abbiamo Gianmarco? Oh, abbiamo il nostro Marco e magari Varvello lo ritroviamo in finale di trasmissione perché era bellissimo e interessantissimo. Allora, andiamo a sentire le stelle con la fiducia di ritrovare il collegamento con Londra. Ecco. Buongiorno ai 12, oggi Marte entra in Sagittario, si fa focoso e ardente più che mai. Mentre invece la Luna non smette di prendere in giro Venere. Vediamo cosa accade. Ariete, il vostro pianeta si potenzia e vi dà un trigono meraviglioso, tornate energici, forti, possenti, passionali e soprattutto pieni di voglia di fare sport. Iniziate. Toro, Luna oggi nei vostri gradi che si oppone al Venere, creando una situazione di tensione un po' affettivamente parlando, quindi con il partner e gli affetti oggi bisogna essere un po' cauti e soprattutto non rischiare di non sentirsi capiti, ma anche di non farsi capire. Gemelli, per voi oggi il cielo è decisamente dinamico e forte. Marte tecnicamente entra in un'opposizione diretta entrando in Sagittario proprio con Urano e vi crea un po' di tensione e nervosismo, molto probabilmente, e l'interlocuzione suggerisce Mercurio a essere un po' sbagliata, cercate di essere meno nervosi. Cancro, luna splendida oggi e possente in Toro per voi, ma Venere dalla bilancia rimane quadrata e un po' inattiva. Ci sono le idee, ma a volte bisogna applicarsi un po' di più. Ci sono anche i sentimenti, ma non possono essere così distanti da quelli del partner. Leone, la vostra giornata oggi prevede un bellissimo Marte di trigono e finalmente torna all'epoca delle passioni, torna all'epoca della vostra audacia senza confini. Oggi il Re Leone è molto più volitivo, audace e azzardoso che mai.
Vergine, per voi oggi Marte entra in quadratura, quindi un po' di nervosismo associato peraltro al tradimento di Mercurio in Sagittario. Proprio non reggete questa situazione, non reggete alcune parole che vi vengono dette, un po' troppo sensibili oggi per avere a che fare proprio con tutti. Proteggetevi. Bilancia, giornata oggi che vede ancora Venere vessata dalla Luna, confusione un po', non riuscite a trovare il bandolo della matassa. Tra l'altro Giove e Plutone vi suggeriscono ancora una volta di trasformarvi, anche di lasciare andare delle cose che è meglio che rimangano nel passato. Scorpione, per voi oggi la giornata vede questa liberazione dal pianeta Marte. Per carità, un pianeta che nei vostri gradi si muove benissimo e a voi molto caro, ma ora è il caso che proceda lasciandovi liberi di respirare un po'. Vi rimane il calore del sole, ma senza ansia da prestazione. Sagittario, è arrivato Marte, finalmente forte, potente e possente. Si associa a Mercurio, per cui di parola chiara e diretta sarete, anche molto carismatici. Marte e Mercurio vorranno operare in una maniera tale da farvi emergere ambiziosamente, recuperando una delle caratteristiche più particolari del vostro segno zodiacale, la sana ambizione. Capricorno, per voi oggi Marte si nasconde un po', diventa un po' insidioso, come se cominciaste a temere gli sviluppi di qualcosa o che un affare possa andare male. State tranquilli, ci pensa Saturno a non farvi prendere lucciole per lanterne se questa è la vostra paura. Se invece avete paura di confessare un'attrazione, quello forse è un po' più grave. Acquario, la vostra giornata oggi freme proprio perché Urano è assolutamente in conflitto con Marte e Mercurio, quindi oggi potreste trovarvi in situazioni in cui è difficile un po' essere diplomatici, assisterete un po' a degli scambi non proprio sereni. Cercate comunque, per l'amore, per il lavoro di squadra che avete, di mantenere la calma e soprattutto di non farvi coinvolgere e rimanere lucidi. In questo siete bravissimi. Pesci, giornata oggi molto piacevole per voi, proprio perché vi rassicura la Luna proprio nel giorno in cui Marte inizierà a pungolare, quadrando dal Sagittario assieme a Mercurio. Molto probabilmente è stato detto e fatto tutto ciò che si poteva fare. Adesso attendete pazientemente gli sviluppi. Anche in amore imparate un po' a ricevere. E fin qui il nostro Marco Amato. Allora ci riprovo, sebbene mi dispiace tantissimo, carissimo Marco, le bellezze della rete, ma anche purtroppo a volte gli inghippi della rete mi hanno privata della possibilità. Potrei esordire come Enzo Tortora, senza fare paragoni ovviamente, quando ritornò in onda, dove eravamo rimasti. Non ho idea di dove mi avete ascoltato. Allora Marco, ti abbiamo ascoltato, devo dire, fin laddove tu hai parlato, questo assolutamente, però purtroppo il tempo è passato e allora io mi ritrovo a chiederti, intanto a dirti grazie e mi dispiace tantissimo di questo intoppo perché anche io avrei voluto sentire altre cose sull'argomento. Ti chiedo due ultime cose a chiudere. Questa scelta, questa decisione, che tipo di immagine, no, potrà dare della monarchia inglese non solo sul territorio, sul paese, ma in generale? È sicuramente una sferzata positiva per l'immagine. Insomma, si vuole distinguere la monarchia come istituzione, a cominciare dal capo dello Stato, perché questo è Re Carlo III, rispetto alla picora nera, in questo caso della famiglia, o comunque scandali e scandaletti della famiglia Windsor in generale, e quindi l'azione era assolutamente necessaria, forse anche tardiva, è stata molto apprezzata dalla popolazione, dei cittadini britannici, e soprattutto sembra sia stata molto sollecitata dal principe William, che guardando al futuro come erede al trono pensa appunto a sanare e vuole che vengano sanate queste scheletri nell'armadio del passato, prima appunto di diventare lui stesso sovrano e avere forse una monarchia anche più moderna e più snella. Insomma, comunque una moralizzazione sincera, diciamo così, che è un
fatto assolutamente sincero, no? Necessario. Ma guarda, sì, in realtà se non fosse stato l'ex principe Andrea, avrebbe anche avuto conseguenze giudiziarie personali, di processi penali, come adesso dal movimento repubblicano, che è sicuramente minoritario e di nicchia, ma ad alcuni parlamentari incominciano anche a chiedere e a pensare. Allora, tu sei stato ospite del nostro direttore Michele Cucuzza qualche mese fa, hai parlato del tuo Londra, i luoghi del potere, stai scrivendo? No, adesso sto ancora facendo promozione di questo libro, che non è ancora esaurito, diciamo, i libri per fortuna vivono più dei nostri articoli e trasmissioni televisive, hanno una vita un po' più duratura. Marco, ti ringrazio tantissimo, spero di ritrovarti in un collegamento magari un attimo più sereno e grazie ancora per quello che continui a fare. Buona giornata, buon lavoro a tutti. A Grazie. presto. Allora, cara Lorena, tu sei stata un'appassionata dei fatti dei reali inglesi? No, non particolarmente. Non particolarmente. Non mi Però appassionano tantissimo. Certamente diciamo che i commentatori come Varvello, insomma, si fanno seguire, sì, si fanno sempre seguire. È vero. Senti, a chiudere oggi un fatto che ci rattrista, diciamo così. Sì, perché l'addio a Forattini, che se n'è andato ieri a 94 anni. Forattini, il potere della satira, addio a uno dei maestri di quella che definiva l'arte dell'indipendenza. E qui sulla stampa vediamo una carrellata delle sue vignette più celebri. Questa Fanfani e il referendum sul divorzio, Stappa con il no, e poi Giulio Andreotti e il rapimento Moro, siamo nel 77, Moro chi? L'allora premia Giovanni Spadolini, sempre ferocemente preso di mira, e poi Bettino Craxi in camicia nera, e qui infatti a piede dell'articolo racconta Bobo Craxi: mio padre si infuriava sempre quando lo ritraeva con la camicia nera. Vediamo ancora, questa ci riguarda da vicino, 92, la stagione delle stragi in Sicilia, mi sono fatta un borsellino di coccodrillo. E poi ancora Berlusconi, la querela di Massimo D'Alema che sbianchettava le liste per le elezioni, e poi Bossi, Confini e Berlusconi. Ma l'ultima curiosità riguarda l'unica vignetta che decise di cambiare, perché con il giornale La Stampa aveva questo accordo che loro potevano o meno decidere di pubblicare la vignetta, ma non potevano assolutamente cambiarla. E in questo caso c'era l'accordo tra la Fiat e la General Motors. Lui aveva fatto una vignetta, capì che non era apprezzata perché il clima non era dei più felici, e lui però di sua iniziativa decise di cambiarla. La vediamo qua, la prima vignetta di Forattini nel giorno dell'accordo tra Fiat e General Motors. La prima versione mai uscita era al contrario, con l'avvocato Agnelli che trainava il risciò con seduto Clinton. Invece uscì questa versione che vedete al contrario, Clinton che tira il risciò con Agnelli, e questo fu l'unico compromesso che accettò. Viva la satira, insomma, che ce ne possano essere tanti davvero a seguire. Abbiamo finito, io ringrazio Lorena, ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Buongiorno Sicilia tornerà domattina alle 8.